dai! Facciamo qualcosa. Ha vinto la prova in 18 e 14 Flavio Monteruccioli. C'è, Flavio c'è. Primo premiato di giornata. Record. Guarda anche le telecamere, Flavio. C'è fotocamere, telecamere e quant'altro. Vieni con noi, Franco. Franco, vieni con noi qua. Almeno lo so che non hai la divisa ufficiale, però ma ce l'hai. Colpo di scena. Allora almeno per la foto riassuntiva. Seconda posizione in 18 e 19 Fabio Perazzini. Sei tornato Loville? Sei tornato Loville? E per concludere il podio completo da parte degli atleti castellani, il castellano doc Claudio Cavalli. 18 e 26 per lui. Vediamo di aggiungergliene altri due. Quarta posizione per Modena Runners Massimo Sargenti, 18 e 33. Aspettate telecamera. E quinta posizione per il Gabbi, gruppo sportivo Gabbi, Maurizio Caterino, 18 e 46. Non c'è? Maurizio Caterino è uno, Maurizio Caterino è due. Siamo stati abbastanza bravi, magari glielo consegneremo. Potete applaudire allora alla prima premiazione di giornata di questa prima tappa dei CDS regionali di corse campestre. Grazie a voi. Allora proviamo di bypassare ancora gli amici del Circolo Minerva, passando alla categoria 35. La vittoria va a un neoacquisto dell'Atletica Avis Castel San Pietro Terme, Andrea Barcelli, 17,07, secondo classificato assoluto. Battesimo bagnato, ma ben augurante Andrea. Seconda posizione, ce ne sono due di Circolo Minerva qui, oddio, non lo so. Seconda posizione per Fabio Gervasi, Circolo Minerva. Qui si annuncia un dualismo fra Minerva e Castel San Pietro Terme. Quarta posizione per Giusto Simone, anche lui neoacquisto dell'Atletica Avis. Quarto. E quinto classificato Carmine Belmonte del Castenaso, Atletica Castenaso, 18 e 10. Siete voi, siete in casa, dai. Minerva, Io ci sono. siete Minervi? Allora, quindi Fabio Gervasi e Daniele Santini hanno gli avatar e quindi gli consegniamo lo stesso, mentre Carmine Belmonte dell'Atletica Castenaso, se c'è un dirigente è a Fabio, Daniele, Giusto e Carmine, che sono i primi 5 della categoria M35.
Vedi, lei ha finito, quindi mettetevi qualcosa addosso perché fra non molto cominceremo già avete gli stivaloni, eh. Terza posizione per il campione italiano assoluto di 50 km, Matteo Lucchese, Atletica Avis CSPT 17:36. Quarta posizione per Modern Runners Club 17:42, Giuseppe Castiello. Beh, quindi questa è quasi piena la premiazione. E quinta posizione per l'ex campione europeo di corsa in montagna Luca Benini, Atletica Avis CSPT in 17:44. Se volete applaudire, se potete applaudire, applaudite. Intanto ne approfittiamo per salutare lo staff di Run to You, c'è Sabri ed Angelo che stanno confezionando immagini che potrete rivedere sul canale 80 di ITV venerdì prossimo, sul canale 78 di Teleromagna Sport, quindi sono canali regionali, sono emittenti regionali, ma lo potete anche intercettare questo servizio all'interno del contenitore Run to You che va in onda tutte su internet tutti i venerdì sulla piattaforma OA Sport, Sport to You. Grazie alla categoria 40, quindi non ci resta che assegnare il premio per il primo, giusto? Ha vinto, ma non possiamo consegnargli il premio. Terzo assoluto classificato. Seconda posizione per Matteo Pigoni della Fratellanza 17:42. Non c'è neanche Matteo. Terza posizione per Gianluca Borghesi, Avis CSPT. Eccoti qua, ritornato sui gradini di tua competenza. Quarta posizione per Andrea Vignoli dell'Acquadela in 18:39, Acquadela Bologna. E quinta posizione ancora per il Circolo Minerva, Faikal Bumalik in 18:43. Perfetto. Bene. Vai, fra ottava, vai, 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 vai.
Angela, vai, vai, vai. Simona Santini a precedere Fiorenza Pierli. Battaglia di altissimo livello, c'erano veramente le top dei nostri circuiti. Brave, pochi metri, pochi secondi, una battaglia sostenuta per tutti e due i giri di questi 3 km riservati al settore master femminile. Il consueto, incredibile sorriso targato, mamma mia, Valentina Facciani, basta ridere. C'è uno sprint incredibile che vede la battaglia tra facendo battarti il tuo finale a 2, quarta e quinta, che sono capaci nei campionati delle corse abituali sul strade della regione a occupare le posizioni da podio. Vale anche con l'arrivo in questo momento di Valeria Poltronieri, una delle senatrici del cross dell'Emilia Romagna per le sue tantissime presenze. Arrivano in 5, poi chiude con grande spinta Federico Costelli e poi per il Casone Noceto Luciana Bertuccelli, grande presenza con Silvia Laghi della Clinica del Parenza, che poi porta sul traguardo anche Anna Nanu e il gruppo che arriva in questo momento con la spinta soprattutto davanti di Ilaria Maraldi. E qua il mio arrivo di Anna Nanu sul traguardo, brava Silvia Basile, Sonia Domini, sprint micidiale che permette soprattutto a Sonia Del Carlo di procedere queste bravissime atlete in questo gruppo chiuso provvisoriamente ma molto bene da Paola Poletti, che si riapre, e adesso anche Monica Marchetti in maglia fratellanza. Forza ragazze, strepitoso esempio di grinta in questa gara, tutt'altro che facile viste le condizioni. Non c'è spazio, ogni metro c'è un arrivo, ogni metro c'è una posizione che porta a punti per una classifica società quanto mai combattuta, un gruppo di 20 chiuso in modo meraviglioso in questo momento da Enrica Barbieri, si riapre subito dopo con l'arrivo di Enrica Guigni. Eccoli qui, le maglie di fratellanza, le maglie del Forum Club Minerva. Ragazze, fermatevi che finite, ricordatevi di sganciare il vostro pettorale per depositarlo nello scatolone che trovate in fondo al corridoio destra. Scusate se vi riempio di compiti da fare. Brava Katia, brava anche Enrica Rossi, Chiara Tassinari, e adesso l'arrivo di Giorgia Mori. Si riprende con il traguardo tagliato adesso da Cinzia Arletti e la maglia del Casone Noceto portata di nuovo sul traguardo, questa volta da Patrizia Levati, le maglie in gruppo dell'Atletico 85 Faenza, quelli della Lori Auto, questo è quello di Paola Lambertini come arrivo, eccoci, fratellanza, Susanna Govolova, Laura Veletti, brava direzione per voi, Daniela Ioscuta, brave! Canaria e Golden Gremlin da aggiungersi alle bandiere di questa gara per il settore master femminile, come vedete particolarmente combattuta, non c'è un metro senza un arrivo. Brave! Di nuovo la cortesia di sganciare il pettorale e di depositarlo nello scatolone che troverete in fondo a questo corridoio d'arrivo sulla destra. A lei che ci siamo! Barbara Bonini. Sei andata a casa? Vero?
sulla distanza di 4 km, quindi junior Vai Dan, così ci va. Molla un po' le braccia, molla le braccia. Dai Matteo, dai, dai. Dai Tommy, dai una mano alla Budullo che è passato, dai, dai, dai Tommy! In progressione straordinaria è l'arrivo di Francesco Bigoni a difendere i colori di casa sul traguardo in questo momento. Enrico Ricci, Brian Schiaratura, questo è il podio degli allievi, bravi, anche se poi ne prenderemo 5, per cui sottolineiamo con uguale merito e valore e passione l'arrivo di Emiliano Tassinari e poi chiude Gianluca Brittazzoli. Nello sprint per il sesto e il settimo posto prevale Alessandro Casoni, bravi, una decina scarsa di metri a separare l'arrivo di Francesco Pecerello da quello subito dopo di Edoardo Piattolla, Luca Pistocchi, Andrea Pedrazzi, finale combattutissimo, potete vedere di poco Daniele Ortolini, bravi davvero i nostri allievi dell'Emilia Romagna, Stefano Fabini, Lauda Yusuf, questo gruppo di 5, chiuso bene da Alessandro Piccinarello e da Abdelhaim Mike Mahmoud, e poi si arriva in volate spettacolari per quello che riguarda Enrico Dondi. Altro sprint, attenzione ragazzi a chiudere, qua ci sono i chiodi, Andrea Lorenzani per Delta. Dietro Nicolini e con lui sul traguardo tutti bravi, Francesco Macrelli, correct, Taglini, ormai Corvini, Tommaso Bertani, e di nuovo col poco che è rimasto nelle gambe serve a sprintare, si dice in questo caso nella maglia bolognese del Ponte Lungo, Tommaso Russo. E intanto la prima delle junior, la seconda chiedo scusa, Luisa Meni Sant'Unione. Matteo Panastrelli, belli questi allievi di altro quello di Emanuele Gasdotti, andiamo a completare il podio corto delle junior con l'arrivo di Alice Alessandri in maglia fratellanza, 3 nei junior già sul traguardo. Mentre lunghissima fila tecnicamente importante degli allievi che fino all'ultimo cercano una posizione sull'altra, la quarta delle junior Elisa Sara ancora in maglia fratellanza,
Non c'è. Monica Barchetti. Il tavolo sotto il gazzetto. Non c'è. Tiziana Sportelli. Chi? La Tiziana? Tanto. Paolo Fuschini, l'ho visto prima, andava a chiedere. Dove? Atletica MDS Panaria Gruppo in 13.52, Sonia Donnini. Ci fosse. 14.08. Quindi questa è la tua mattonella. Terza posizione per il gruppo sportivo Lamone, Lady Tiziana Sportelli, gruppo sportivo Lamone. In English? No, c'è la Bethany. Lei insegna inglese, quindi parlatevi. Lei è madrelingua inglese. Paola Fuschini, quarta classificata, Atletico 85 Faenza. E Annarita Pellizzani non c'è, quindi manca solo Sonia Donnini, lo dico per lo staff delle premiazioni, quindi manca la vincitrice, potete applaudire Monica, Tiziana, Paola e Annarita. Durante Atletica Casone 12.41, qui però c'è un pari merito addirittura. No vabbè, magari se riusciamo ad accelerare i tempi. Pari merito nel senso stesso tempo di accredito, ma seconda classificata Nadia Ciubac, Atletica Lugo. La protesta valeva, ci saranno i fotografi e le immagini. Seconda Francesca Durante della Casone, stesso tempo di accredito. Prima non c'è più, se n'è andato. Ah, niente. Ah, lo so. Parma e Reggio, cartellino giallo oggi. Terza Ramona Barbieri, Fratellanza. Guarda le fratellanze che ci sono tutte. Giocavi a basket, Ramona? Federica Bustelli, quarta posizione, ha detto che è andata a casa, avete ritirato però. Allora vieni a ritirare il premio. Non lo so, dopo vi ricordate di chi è, di chi non è, boh. E quinta posizione per Laura Giordano, Circolo Minerva. Beh, lei cosa abita a Montecchio, quindi è andata a casa, Va bene, allora un applauso a Nadia, Francesca e Ramona. Spero che i giudici abbiano invertito le premiazioni e dunque qua manca solo la quinta, giusto? L'anno di nascita, lo posso dire? 1943! Devi andare è quello c'è il numero della Sei più giovane di mio ha babbo dato di la un anno. Barbara da darti che devi andare a fare. Sì, solo lei. Bene, le 70 ci sono, la Germano l'ho vista. Seconda classificata Maria Pia Verzellesi, Atletica 85. Guarda che ci sono tutte queste. Terza classificata Diana Raccagni, Lughesina, 18-19. Quarta posizione Brunetta Partisotti, Atletica. No, è arrivata. Prendi te? Chi è? Ah, è arrivata, bene. E quinta posizione per Carla Virginia Confetti, Circolo Minerva. Incredibile, ne ha già fatte due di premiazione. Atletica 85 Faenza. Sta arrivando, ottimo. Terza classificata Federica Leoncini, Atletica Casone. Assente, sono andate in sauna tutte. E quarta posizione Antonia Vicario, gruppo sportivo Lamone. E quinta Nailde de Souza Pereira, Circolo Minerva. Allora, ce l'abbiamo? Tempo 17:28, guarda i fotografi Antonia, è il tuo momento. Un applauso a Paola, Federica, Antonia e Nailde. Non so se dica così, Vieni, oggi è chiuso, Niente Liberty oggi Liberty anzi. Quindi vince la categoria Susi Frisoni in 14.05. Seconda Carmen Piani, Circolo Minerva. Minerve sono. Terza posizione Mara Fagandini, Circolo Minerva. Quarta posizione Paola Bertolucci, Atletico 85 Faenza. Niente, li hai scoraggiati.
le hai scoraggiate. Paola è arrivata. Quindi Paola è arrivata e ho visto là nei meandri anche Carmen Pigoni dell'MDS Panaria Group. Quinta Carmen Pigoni, ma mettiti dove ti pare. Ma c'è, dai, mettiti lì, dai. Te lo affittiamo, ti facciamo un leasing. Quindi manca la seconda. È prima, mancava solo una, giusto? Confermate? Ne mancava una. Era la prima di Brava Sonia. Allora sei andata forte a correre ma lenta nel cambiarti. Debutto con la maglia bianca-azzurra 13-10. Terza posizione per Luciana Bertuccelli, Atletica Casone 13-16. La prima della Casone che arriva, la prima e unica. Quarta posizione Ana Nano, Atletica Rimini Nord 13-42 e Stefania Bonazzi l'hanno ritirato. Quindi manca solo la vincitrice. Potete applaudire, sorridere, fate come vi pare. La prima. Atletico 85, 11,59, 3 km. Erano 3 km Fiorenza. Allora siete andate fortino, eh? Terza posizione Paola Braghiroli, Atletico 85. Non c'è neanche, ma non c'è in una premiazione. Quarta posizione Francesca Ravelli. Allora insomma piano piano. E quinta posizione Bethany Jane Thompson, alla quale chiediamo scusa, però insomma stavamo per premiarla, abbiamo premiato tutt'altre cose. Io direi di salire qui sul podio, quindi manca Sofia Ferrari, Marta Gianninoni per i colori della Quadriga di Bologna, brava Marta. La terza con un finale di grande determinazione Laura Bazzani, e poi c'è la coppia Corradini, Denti e Ferrari. Poi l'arrivo per la Ponte Vecchio di Marianna Zagni e ancora la Corradini che domina questa categoria, ancora con Agnese Lanzi. Bravissime le allieve, le vedete impegnate fino all'ultimo. Marta Bazzani, i suoi sono i colori della Casinaldo, l'RCM Casinaldo. Aurora Gambetta per Fratellanza, Petra Corbara, Endas Cesena, Laura Fattini, La Stalla. Forza ragazze, brave davvero tutte, grande ammirazione di queste. Maria Ferrari a chiudere questo bel gruppo che riapre subito con l'arrivo di Anna Casinaldo, una lanciatissima progressione che deve prevalere gli schieri innocenti della Tonella. Brave, le giustissime condizioni del terreno testimoniate altrettanto tutti i condizioni di assolutamente si progressano qui, questo aggiunge valore alle loro prestazioni. Enrico De Masti, Casinaldo, Alessia Bucolari, eccoli qui. Forza Modo, bene, 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 bravo! Vai Federico!